Impianti aperti fino a novembre, la sfida del futuro, montagna da scoprire. Apriamo con questa notizia l'edizione di oggi di Edicola Belluno, l'edizione di lunedì 22 settembre 2025, notizia che troviamo a pagina 3 del Gazzettino di Belluno. Apertura degli impianti di risalita fino a novembre inoltrato potrebbe non essere un'utopia, già questa è un'estate che sembra non finire mai. Sole caldo, limpide giornate e la montagna che si tinge dei magici colori dell'autunno sono pura gioia per un buon numero di turisti che in questi giorni salgono sui non pochi impianti di risalita ancora aperti. Per alcuni ieri è stato l'ultimo giorno, ma nel comprensore di Cortina ad esempio ci si può accomodare sulla funivia Falzare con la Gazzoi addirittura fino al 19 ottobre, oppure sulla seggiovia Cinque Torri fino al 5 ottobre o nei 3 impianti del comprensore Tofana Freccia nel Cielo fino al 28 settembre. La seggiovia Riogere Son Forca chiuderà i cancelli solo oggi. Altri impianti bellunesi del comprensore Dolomiti Super Summer risultano ancora aperti. Ad Araba le 3 cabinovie lato Porta Vescovo e la seggiovia Campolongo gireranno fino a questa domenica, e così pure in Marmolada i 2 impianti che da Maiga Ciapella conducono a Punta Rocca. Spostandoci sullo Schicivetta, le 2 cabinovie di Alleghe e Funivie funzioneranno nei weekend del 21-22 e 27-28 settembre. Infine nella schiarea a San Pellegrino la funivia Col Margherita condurrà gli ospiti in quota anche oggi, ma non si tratta di un record. Con impianti altoatesini del Dolomiti Super Summer cesseranno la loro attività estiva il 9 novembre. Facendo rapidamente i conti, quindi si va verso una finestra di apertura totale degli impianti di risalita che può arrivare anche a 9 mesi all'anno. Gli obiettivi: cercare di aprire anche noi fino al 9 novembre non è utopia, afferma il presidente ANEF Veneto Marco Gregoletto, ma l'obiettivo è di arrivare negli anni a venire almeno alla metà di ottobre per la maggioranza degli impianti. Sarebbe già un buon risultato. Siamo soddisfatti di questa stagione estiva continua, è in linea con quella passata. Abbiamo notato che in generale c'è stato un cambiamento nelle abitudini dei vacanzieri, che non sono più così strettamente vincolate al periodo ferrogastiano. Anzi, alcuni target, come gli utenti della terza età, tendono a preferire settembre, e lo dicono anche i numeri. Questo mese ha avuto un ottimo trend e stiamo lavorando affinché porti una percentuale più elevata rispetto al fatturato globale. Se infatti fino al periodo pre-pandemia la stagione estiva per gli esercenti impianti a fune era funzionale all'inverno, negli ultimi anni ha assunto un peso molto più rilevante in bilancio. Altro approfondimento del Gazzettino di Belluno: dal Veneto a New York per lanciare in orbita il ticket Treviso-Belluno. La Camera di Commercio di Treviso-Belluno Dolomiti ha promosso una missione istituzionale a New York dedicata al turismo, coinvolgendo una rappresentanza composta da Fondazione DMO Marca Treviso e Fondazione DMO Dolomiti Bellunesi, The Mountains of Venice. L'iniziativa ha rappresentato un momento di alto valore istituzionale per il sistema economico e turistico delle province di Treviso e di Belluno. Prezzi bassi, colori incredibili, affollamento contenuto, autunno nuovo Eldorado. Dal Farra alle funivie c'è un tipo di turismo che è molto interessato alle esperienze fuori stagione. L'estate sta cominciando ad avere un peso significativo anche sul fatturato annuale. L'approfondimento quindi in merito a questa novità e delle prossime stagioni, che possiamo ormai non più definirle invernali estive, ma anche ovviamente autunnali, vi aspettano a pagina 3 del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. Ecco come si apre l'edizione di oggi: impianti aperti in autunno e il futuro. Questa ovviamente è la notizia che abbiamo appena letto, ma ancora dalla prima pagina. Quarto pareggio in 5 partite per la Dolomiti, buona prova nell'1-1 a Verona, ma continua a mancare la vittoria. Notizia di approfondimento che troviamo sulla prima pagina del Gazzettino di Belluno, dedicato alla nostra squadra bellunese in Serie C. Ancora sport, un altro richiamo: automobilismo, Vettorel su Ferrari, miglior bellunese sui tornanti della Pedavena Croce Down, e l'approfondimento di Mammani a pagina 9. La foto di copertina invece ci porta a Longarone, percorsi della memoria con podisti di 77 province da tutta Italia nel ricordo del Vajont. In 4.500 hanno affrontato ieri i percorsi della memoria, l'approfondimento a pagina 2. Dal capoluogo armi ai vigili, politica divisa sul caso Massaro, l'approfondimento di Federica Fanta a pagina 5. E ancora quelle chiamate a vuoto, ho capito che era morto. Parla la mamma di Riccardo De Anna, 36enne della provincia di Treviso, purtroppo venuto a mancare in montagna nella giornata di sabato.
Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. Ecco come si apre in primo piano una notizia che riguarda la viabilità. Valboite a traffico limitato. Il piano: potranno circolare solo i mezzi di residenti, proprietari di seconde case e di chi ha prenotato in hotel. Disponibili 2 tipi di permessi. Durante i giochi accesso a Cortina, San Vito, Borca, Vodo, Valle e Età di Cadore solo con il pass. Ovviamente in questo caso parliamo di giochi olimpici Milano Cortina 2026. Ancora dalla prima pagina del Corriere delle Alpi, USL numero 1, servizio esternalizzato, un nuovo bando da 7,5 milioni per gli infermieri. L'approfondimento di Paola Dallanese a pagina 16. Belluno, lo sciopero pro Gaza, maestra d'asilo ai bimbi, oggi non sarò con voi. L'approfondimento a pagina 19. La foto di copertina, in questo caso il Corriere delle Alpi la dedica alla partita di ieri della Dolomiti Bellunesi, calcio Serie C, Virtus in vantaggio ma alla ripresa arriva il quarto pareggio firmato da Clemenza. La Dolomiti rimonta a Verona e si riprende un punto. L'articolo di Dapoian a pagina 26, 27 e 28. L'inchiesta: nel 2025 spesi 800.000 euro, soccorsi in montagna, quanto costa l'imprudenza. Alpinisti improvvisati, stanchi o smarriti, e il soccorso usato come taxi, un conto da 800.000 euro agli illesi recuperati quest'anno. Gli articoli di Tomé e dal MAS da pagina 8 a pagina 9. Anche il Corriere dedica spazio alla giornata della memoria. Vaionti in marcia per ricordare in 4.500 sui luoghi del disastro. Approfondimento anche a Pontida, l'avvertimento di Zaia da Pontida, candidato leghista o è un problema? Il tradizionale raduno del partito sul Pratone a 2 mesi dalle elezioni del Veneto. Se il candidato sarà della Lega sarà Alberto Stefani, se non sarà della Lega sarà un problema. È l'avvertimento di Luca Zaia agli alleati lanciato dal Pratone di Pontida, dove ieri si è celebrato il tradizionale raduno del Carroccio, l'ultimo per Zaia in veste di presidente del Veneto. A 2 mesi dal voto però il nome del successore designato non è ancora stato ufficializzato, nessuna novità nemmeno sul fronte dell'autonomia differenziata. Il partito si sposta a destra e Vannacci invita a studiare a scuola gli eroi della X-Max. L'articolo di Berlinghieri lo troverete da pagina 2 a pagina 3. E addentriamoci all'interno del Corriere del Gazzettino di Belluno, poi torneremo all'edizione del Corriere delle Alpi, pagina 2. Da 77 province ricordano il Vajont. Edizione del ventennale per i percorsi della memoria, soltanto Sardegna e Calabria non erano rappresentate, in tutto 4.500 persone, 1 migliaio quelle della Marca, 650 da 44 comuni del Bellunese, numerosi anche gli stranieri. Ed ecco alcuni scatti per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube dell'iniziativa di ieri a Longarone. Altra iniziativa che si è svolta invece nel capoluogo, Valbelluna in bici, il doppio giro dell'anello conquista tutti. L'articolo è di Alessia Dallò. Continuiamo invece con pagina 5, la polemica, armi pericolose ma in mano ai criminali. Il capogruppo di Fratelli d'Italia Farina replica i dubbi dell'ex sindaco Massaro sull'opportunità di dotare di pistola la polizia locale. La Lega: il nostro era l'ultimo capoluogo a non averle, il centro-sinistra però sta con l'ex sindaco, ha le sue ragioni. L'approfondimento è di Federica Fant. E continuiamo invece con una notizia che ci porta in Alpago. Siamo a pagina 6 del Gazzettino di Belluno. Giorgia, in questo caso la cantante, vorrei vivere in un posto come l'Alpago. Il weekend bellunese della cantante, star della festa dei 70 anni di Talenti. Arrivo e partenza in treno, il soggiorno al Dolada e la scaletta delle canzoni. La passeggiata ancora dal capoluogo, Cavarzan Fest, un successo. Passeggiando sotto le stelle c'erano ben 1.050 concorrenti. Altra iniziativa che ci porta alla Moni, il fagiolo piace anche quando non c'è, nonostante la mancanza di baccelli. In vendita sull'altopiano tanti visitatori per ammirare le mostre e gustare le pietanze. Il presidente della Proloco: quando verrà sistemato il centro saranno rinnovati i sottoservizi per le cucine. Notizie anche dal Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, turismo sostenibile. Il parco avvia l'iter per la carta. Per discuterne è previsto a Sedico un incontro giovedì alle 16.30 in biblioteca. Cesio Maggiore, il cellulare dava libero, ho capito. Ornella De Anna ricorda il figlio Riccardo, morto sabato sulle torri del Neva dopo essere volato in parete da primo. Mi diceva sempre di non preoccuparmi e di stare tranquilla perché in montagna era prudente e allenato.
Avevo sempre paura per mio figlio, gli dicevo guarda di stare attento lassù che è pericoloso, ma lui mi rassicurava abbracciandomi e spiegandomi che ero troppo apprensiva perché lui invece era prudente e preparato. E invece, le montagne sono sempre e comunque un'insidia. Mamma Ornella parla di suo figlio sul ciglio della porta, attorniata da amici e parenti, ma anche dai vicini di casa, in via Monteforcella a Contea Treviso, abituati a vedere Riccardo fin da piccolo. Ha le lacrime agli occhi, identici a quelli di Riccardo, ma parla di lui ancora con un accenno di sorriso. Viveva con lui, il suo unico figlio, assieme avevano superato la morte del papà, noto bancario e politico montebellunese, scusate. Il giorno prima, sabato, l'aveva salutato in corridoio di prima mattina, prima che partisse con un amico per l'ultima fatale escursione. Vediamo in questo scatto appunto mamma Ornella De Anna con il figlio Riccardo, è uno degli scatti appunto di Riccardo, appassionato di montagna, è venuto purtroppo a mancare all'età di 36 anni sulle montagne che tanto amava. Passiamo adesso alle notizie che troviamo nell'edizione del Corriere delle Alpi. Ovviamente andiamo a sfogliare le pagine dedicate al territorio bellunese. La prima notizia la troviamo a pagina 18 ed è la seguente: crisi emotive a scuola, un vademecum su come gestirle ma anche prevenirle. Il documento raccoglie le indicazioni generali per i docenti, l'obiettivo è creare delle relazioni adeguate in classe. L'articolo a firma di Paola Dallanese. E sempre a proposito del mondo scolastico, il servizio Sportello Autismo Belluno, salite le richieste di aiuto da parte di prof e famiglie. Dalla scuola alla sanità, altro approfondimento del Corriere delle Alpi, sempre a firma di Paola Dallanese: emergenza infermieri operatori, bando da 7,5 milioni per reclutarli. L'USL numero 1 riesternalizza il servizio dell'assistenza domiciliare dell'hospice a un consorzio udinese. Sarà il consorzio unico tra cooperative sociali e SCS con sede a Tavagnacco Udine a gestire il servizio di assistenza infermieristica e riabilitativa sia domiciliare che all'hospice nel territorio del distretto sanitario di Belluno per i prossimi 3 anni, con possibilità di estensione per un'ulteriore annualità. Un bando che rinnova quello già attivo e che nasce dalla difficoltà dell'USL di reperire infermieri, operatori sociosanitari e fisioterapisti da inserire nel proprio organico, figure che dopo il Covid sono diventate quasi introvabili, soprattutto se devono operare in montagna. Così l'USL è stata costretta ad esternalizzare questi servizi garantiti da strutture private, dove però il personale non manca, ad evidenza di un'anomalia di fondo del sistema sanitario pubblico. Infatti questo ci deve davvero riflettere, nel senso che manca il personale sanitario nel pubblico, ma si trova nel privato, una riflessione che dobbiamo assolutamente porci e che troverete in questo articolo a firma di Paola Dallanese. Continuiamo invece con le notizie che interessano sempre il territorio della provincia di Belluno. Siamo a pagina 18, questa è la notizia che ha aperto come notizia principale l'edizione di oggi del Corriere delle Alpi verso Milano Cortina 2026. Giochi ZTL attive a Cortina e nella Val Boite, 2 i tipi di pass. Fondazione Mico ha definito le zone a traffico limitato, si circola con il lasciapassare giornaliero o plurigiornaliero. Limitazioni alla circolazione anche a San Vito, Borca, Vodo, Valle e Tai di Cadore. Siamo a pagina 19, non sarò a scuola per Gazza, maestra scrive ai suoi alunni. Un insegnante d'asilo di Ponte nelle Alpi ha affidato ai social i motivi della scelta. I potenti della terra non rispettano la regola principale, non fare del male. Carissimi bambini, lunedì, cioè oggi per chi legge NDR, non verrò a scuola ma non ho la febbre nemmeno il mal di gola. Non verrò perché devo fare una cosa importante. Molti grandi, quelli che vengono definiti i potenti della terra, non rispettano più il nostro cartellone delle regole. Inizia così la lettera ai suoi piccoli alunni di Chiara Darif, maestra della scuola dell'infanzia di Piaia a Ponte nelle Alpi, per spiegare la sua assenza oggi in classe, un'assenza dovuta all'adesione allo sciopero generale nazionale indetto dai sindacati unitari di base per denunciare la tragedia di Gaza. La maestra ha affidato ai social queste sue parole per spiegare le motivazioni della sua assenza e lo ha fatto adottando un linguaggio semplice adatto proprio ai suoi piccoli alunni, facendo il paragone tra quanto succede in classe e quanto invece capita al di fuori. Sì, proprio quel cartellone delle regole che temiamo appeso vicino al calendario e che abbiamo costruito e deciso insieme, e che dice che tra noi dobbiamo essere gentili, usare le paroline magiche, chiedere scusa se abbiamo fatto male a qualcuno, aiutare chi è caduto, piangere, rispettare i giochi e il turno, fare la pace quando si litiga. Approfondimenti dal soccorso alpino, pagina 20, di notte sulla ferrata di Bona salvato da eli e soccorso alpino.
Il Cortinese aveva sbagliato la strada, 2 escursionisti dispersi a 7 ville, difficile recupero anche sulle 3 cime, tedesco resta sospeso sulle corde. A Cortina invece paura in strada a Zuel, bus travolge un cervo, danni per 15.000 euro e vediamo appunto in questo scatto le conseguenze di questo incidente che ha provocato la morte del cervo, fortunatamente nessun ferito ma danni ingenti al mezzo di trasporto pubblico. Feltre e la politica, articolo di Laura Milano, vernice, pennello e aglio di gomito, il PD riapre la sede nel centro storico, l'inaugurazione domenica 28 settembre, ospite Giovanni Manildo, candidato del PD per le prossime elezioni regionali, il coordinatore del PD provinciale del Bianco, l'iniziativa aiuta a consolidare il partito. Il locale fu acquistato a metà anni 70 con il contributo dei tesserati del Partito Comunista Italiano. Notizie di Spalle d'Arcier, esploratori di passaggio, 8 appuntamenti per svelare il territorio a bambini e ragazzi. E continuiamo con la rubrica Giorno e Notte, il popolo della Mongolia visto dai viaggiatori. Incontro pubblico a Mel per presentare il libro di David Bellatalla, docente universitario nel paese nel cuore dell'Asia. L'appuntamento è per questa sera alle 20:30 a Mel. E terminiamo con lo sport bellunese. L'approfondimento del Corriere delle Alpi a firma di Dapayan è dedicato alla Dolomiti Bellunesi, squadra bellunese in Serie C. Non è ancora l'ora della vittoria, la Dolomiti pareggia a Verona. Clemenza perde il pallone dello svantaggio, ma nel secondo tempo rimedia contro il club di Fresco, tecnico e presidente. La squadra bellunese scende in campo con l'unico attacco che poteva schierare. Debutto tra i pro per qualche minuto del giovane Kevin Casanova. L'approfondimento appunto di Gianluca Dapayan da Verona vi aspetta a pagina 26 del Corriere delle Alpi. E con questa notizia è davvero tutto per l'edizione di oggi di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.